Sono Vilda Scanu, sono la presidente della cooperativa Sudrovaju che da più di 40 anni opera nel settore della tessitura. Quest'anno la fiera di Mogoro è all'insegna dell'esperienza, in quanto la cooperativa Sudrovaju ha trasferito il suo laboratorio in questa struttura e oggi in particolare la giornata è stata dedicata al laboratorio. Ci sono stati visitatori che si sono cimentati e per la prima volta hanno potuto divertirsi, usiamo anche questo termine, nell'arte della tessitura. Abbiamo utilizzato per i più profani dei telaietti didattici, mentre poi abbiamo messo a disposizione i telai del nostro laboratorio per realizzare o perlomeno per avere un contatto diretto e un'esperienza con la tessitura.